Consumare meno per inquinare meno, il buon senso di cittadini e ambientalisti pare stia contagiando anche la politica. La decrescita felice, la teoria economica propugnata da molti esperti, anche italiani, che sostiene che non sempre con l'aumento dei consumi cresca la qualità della vita, viene oggi in parte condivisa dagli amministratori pubblici, perché per i troppi consumi l'aria del Veneto da anni si è ammalata e non guarisce, lo dice la Regione attraverso i dati dell'ARPAV. Dobbiamo mettere in atto anche azioni concrete che riguardano soprattutto quello che è l'inquinamento che arriva dal riscaldamento, quello che può essere appunto un inquinamento che abbiamo visto è importante e quello legato anche al mondo produttivo. Su questo bisogna puntare sulle nuove tecnologie, su quelle che sono le energie rinnovabili. Negli ultimi 5 anni in Veneto è diminuito l'inquinamento da idrocarburi, ma a preoccupare sono le polveri sottili, in particolare il PM10, e l'ozono. I dati della rete ARPAV nell'ultimo triennio hanno rilevato in tutte le città del Veneto, eccetto Belluno, un numero di superamenti del valore limite giornaliero delle micropolveri ben superiore ai 35 giorni anno. Per l'ozono il 2012 è stato peggiore del 2011 a causa dei lunghi periodi di gran caldo, 219 superamenti contro 192 dell'anno precedente. La Regione incentiva la metanizzazione delle caldaie e dei vecchi automezzi diesel, ma il punto dolente è la metropolitana di superficie. Dopo 20 anni non è ancora finita e tanti pendolari continuano a viaggiare in auto. Un obiettivo che spero insieme appunto all'assessore Chisso competente si avvii in maniera veloce.